Lo sapevate che uno dei roseti più grandi d'Italia si trova in un ex ospedale psichiatrico? Siamo nel Parco di San Giovanni, a Trieste. Qui, nel 1908, è stato inaugurato l'ospedale psichiatrico della città. Era una zona chiusa e i pazienti non erano liberi di entrare e uscire. Negli anni 70, però, grazie allo psichiatra Franco Basaglia, il modo di curare le malattie mentali in Italia è cambiato completamente. I cancelli del parco sono stati aperti e i pazienti hanno iniziato a muoversi liberamente. In questo parco nel 2009 è stato inaugurato il Roseto, che oggi ospita quasi 5.000 varietà di rose provenienti da tutto il mondo. Alcune sono dedicate a personaggi famosi e altre sono varietà molto rare. Oggi gli edifici dell'ex ospedale ospitano dipartimenti dell'Università di Trieste, servizi sanitari, cooperative sociali, associazioni e persino un teatro. Quello che un tempo era un luogo chiuso è diventato uno spazio aperto a tutti. Conoscevate questa storia?